C'è anche Verona tra le numerose città del nord Italia coinvolte nell'operazione contro l''ndrangheta coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, che ha portato a decine di perquisizioni e a quasi 120 arresti. Obiettivo dell'attività: smascherare fenomeni di criminalità organizzata riconducibile ad importanti imprenditori calabresi da tempo trasferitisi in Emilia. Centinaia i militari dei Carabinieri e delle Fiamme Gialle impiegati nella fase cruciale dell'operazione, partita dall'arresto di un usuraio da parte delle Fiamme Gialle a Cremona agli inizi dell'estate 2014. Nel ricostruire la filiera criminale e l'origine delle somme utilizzate per i prestiti usurai, scoperta una vera e propria rete di imprese coinvolte in un vasto sistema di fatture per operazioni inesistenti, il cui scopo era creare liquidità sottraendola al fisco per impiegarla nella concessione di prestiti ad aziende emiliane in difficoltà finanziarie ed assumerne il controllo. La svolta nelle indagini quando è emerso che gli imprenditori calabresi, titolari di aziende con sontuosi fatturati, intrattenevano frequenti rapporti con persone risultate appartenenti ad organizzazioni mafiose della loro terra d'origine. Le perquisizioni hanno interessato, tra l'altro, banche, uffici postali e sale da gioco.